alla TG Sicilia, le principali notizie. Alle 15 chiuse le urne del referendum sulla giustizia. Fino a ieri sera la Sicilia magna nera fra tutte le regioni per la più bassa affluenza ai seggi. L'esperta, quesiti troppo tecnici, i lavoratori e gli studenti fuori sede non sono voluti tornare a spese loro. Sigonella, ancora tensione dopo il transito nella base di 2 cacciabombardieri dell'aeronautica militare americana. Salto di qualità secondo le opposizioni che annunciano un'interrogazione al governo. Preoccupazione anche per possibili attentati terroristici dopo la morte a Roma di 2 anarchici del gruppo Cospito che forse preparavano un ordigno. A Catania ha arrestato Giuseppe Sciacca, militante di lungo corso ricercato. Tragedia sfiorata alla Timpa di Acireale, precipita un masso di grandi dimensioni. Come vedete si è fermato a pochi metri dalle prime case di Santa Maria alla Scala. Per fortuna nessun ferito. Niscemi, la frana si è fermata per il commissario siciliano, sicure le abitazioni lontane almeno 100 metri dal fronte, altri rientri per molte famiglie evacuate, ma le case più vicine al crollo saranno demolite. Arte, nella Valle dei Templi la grande pittura del Novecento, con la mostra dedicata a Fausto Pirandello, un'esposizione che è anche un ritorno a casa. Calcio, stasera la prima di William Viali sulla panchina del Catania. Al Massimino arriva il Casarano. I rossazzurri vogliono difendere il secondo posto. Appuntamento con diretta stadio su Telecolor a partire dalle 20. Bentrovati, su Sicilia maglia nera nella partecipazione al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. L'affluenza del primo giorno nell'isola si ferma al 35%, la più bassa d'Italia. Luca Ciliberti. Sicilia maglia nera nella partecipazione al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. I dati dell'isola sono i più bassi d'Italia, con il 35% di affluenza nella prima giornata. Fanno eccezione solo i comuni di San Gregorio e Sant'Agata dei Battiati nel Catanese, che hanno raggiunto percentuali di quasi il 50%, nettamente in controtendenza rispetto al resto dell'isola. In generale tutto il sud Italia dimostra uno scarso interesse per questa consultazione. Il traino arriva dal centro-nord, con una partecipazione di alcune regioni che si attesta tra il 50 e il 60%. Il dato complessivo definitivo dell'ultima rilevazione del Ministero dell'Interno al termine della prima giornata di votazione si ferma al 46%, tra i più alti negli ultimi anni. Primo elemento, quello di molta gente, molti giovani, lavoratori e studenti che vivono fuori e che quindi qui venire qua comportava un onere economico non indifferente. L'altro elemento è un elemento che riguarda la natura tecnica di questo referendum. Sulla scheda, quello che c'è scritto sulla scheda dice pochissimo o niente al cittadino medio e quindi questo allontana dall'andare a votare. Il terzo elemento è che qui la Sicilia, come del resto un po' il sud, non ha mai avuto ho avuto pochissimo una tradizione di associazionismo e di presa di coscienza civica per l'ottenimento o la lotta per obiettivi comuni. Con l'analisi del voto si comprenderanno meglio i flussi e i risultati nel dettaglio. Sigonella, opposizioni all'attacco. Il PD annuncia un'interrogazione urgente alla Premier Meloni e al Ministro della Difesa Crosetto dopo il transito nella base di 2 cacciabombardieri dell'aeronautica militare americana e il lancio di un drone diretto verso l'Iran. Il Movimento 5 Stelle denuncia salto di qualità preoccupante. Orazio Longo. Se l'Italia con 7 basi e 13.000 militari USA sul territorio è uno degli avamposti più importanti per gli Stati Uniti, la Sicilia è probabilmente il più strategico e la tensione è ormai alta dopo le notizie di un drone Triton della Marina statunitense partito da Sigonella per mappare per ore l'isola iraniana di Karg nel Golfo Persico, con l'atterraggio qualche giorno prima e il sorvolo di 2 elicotteri Seahawk nel Parco delle Madonie sull'Etna. L'opposizione in Parlamento chiede chiarimenti al governo dopo il transito anche di 2 cacciabombardieri F-15
F-15 dell'aeronautica USA in configurazione tattica, ovvero di combattimento con armi e bombe montate, nelle commissioni difesa e esteri arriva la denuncia del Movimento 5 Stelle secondo cui vi sarebbe un salto di qualità preoccupante per la base di Sigonella nel supporto logistico e di intelligence alle operazioni belliche americane. Il Partito Democratico ha annunciato una interrogazione urgente alla Premier e al ministro Crosetto affinché chiariscano in Parlamento. Preoccupati anche i sindacati, la CGIL Sicilia denuncia un affollamento dello spazio aereo su Sigonella da una decina di giorni, aumentato di almeno il 30%. Gli Stati Uniti dal canto loro fanno sapere che ciò che fanno lo fanno in modo regolare, in conformità con gli accordi in vigore. Ma la situazione è di alta tensione ancora di più dopo l'ultimatum di Trump all'Iran di aprire Hormuz minacciando di colpire altrimenti le centrali nucleari, con il rischio di un'ulteriore escalation della guerra e la Sicilia che continua, da sempre, a essere un punto nevralgico verso il Medio Oriente. E intanto cresce anche la preoccupazione per possibili attentati terroristici di stampo anarchico dopo la morte a Roma di 2 militanti che forse preparavano un ordigno e in vista delle udienze di maggio per Alfredo Cospito in carcere al 41 bis. A Catania arrestato Giuseppe Sciacca, un militante di lungo corso soprannominato il Bombarolo. Adelaide Barbagallo. Negli ambienti anarchici è conosciuto con il soprannome di Bombarolo. Arrestato a Catania Giuseppe Sciacca, l'anarchico di 47 anni è considerato un esponente di spicco dell'anarchismo insurrezionalista italiano e internazionale. Deve scontare una condanna definitiva a 4 anni e 5 mesi di reclusione emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino per reati legati alla fabbricazione, detenzione e porto di materiale esplosivo nell'ambito dell'operazione Scintilla del 2019. Tra le sue azioni nel 2004 il lancio di bottiglie incendiarie contro la stazione dei Carabinieri di Piazza Dante a Catania. Molti gli episodi che lo collocano a Trento, Parma, ma anche all'estero tra Spagna e Francia. Da Roma si stava trasferendo a Catania. Nella serata di sabato la Diocesi di Catania, avendo avuto notizia che l'anarchico stesse viaggiando da Roma verso la Sicilia, ha attivato una minuziosa attività info-investigativa di monitoraggio di tutti i luoghi che lo stesso era solito frequentare a Catania, e allo scopo proprio di poterlo rintracciare e dare esecuzione al provvedimento della Procura Generale di Torino. E così è stato. Un arresto che arriva dopo la morte a Roma dei 2 anarchici che forse preparavano un ordigno. Gli investigatori monitorano una fase considerata delicata. A maggio è anche atteso un nuovo passaggio sul 41 bis per Alfredo Cospito, considerato un punto di riferimento simbolico per gli anarchici. A Catania un 35enne di origine nigeriana è stato ferito la notte scorsa con un colpo d'arma da fuoco a una gamba. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 2 nella centrale via Vittorio Emanuele II. L'uomo ha raccontato ai carabinieri della compagnia di Piazza Dante che stava dormendo in piazza Machiavelli quando un gruppetto di persone gli si è avvicinato e gli ha rubato il cellulare. L'uomo li ha rincorsi, ma i ladri gli hanno sparato, così ha detto. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, il nigeriano non è in pericolo di vita. Sulla sparatoria indagano i carabinieri. A Lato Ciriale un 39enne di Aci Catene è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Ha accoltellato in strada un uomo al culmine di una violenta lite per gelosia. La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro, mentre l'altro è stato rintracciato poco dopo e arrestato. Palermo, più di 30 colpi di mitra esplosi in meno di 5 minuti. È il violento particolare emerso dalle indagini dei carabinieri sul raid avvenuto nella notte fra venerdì e sabato nel deposito della Sicily by Car. L'ipotesi più accreditata resta quella di un atto intimidatorio, ma il fondatore Tommaso Dragotto nega qualsiasi richiesta di pizzo. Desiree Ferlito. Più di 30 colpi di mitra esplosi in meno di 5 minuti. Un'azione fulminea, violentissima, quella avvenuta nella notte tra venerdì e sabato nel deposito della Sicily by Car in via San Lorenzo a Palermo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di ricostruire la dinamica. 3 uomini incappucciati arrivano a bordo di una Y10 rubata. 2 scendono e aprono il fuoco contro 4 vetture dell'azienda di autonoleggio fondata da Tommaso Dragotto. Poi la fuga a piedi dopo aver abbandonato l'auto.
Gli investigatori della stazione di San Lorenzo che conducono le indagini non escludono alcuna pista, ma l'ipotesi più accreditata resta quella di un chiaro atto intimidatorio, nonostante Dragotto, ascoltato per oltre 2 ore subito dopo l'accaduto, ha dichiarato di non aver idea del movente e ha negato la richiesta di pizzo. Immediata la reazione del mondo politico che si stringe attorno all'imprenditore. Solidarietà a Dragotto da parte del presidente della regione Renato Schifani. La Sicilia non può e non deve piegarsi alla violenza e alle minacce, ha detto il governatore. Il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, parla di atto vile che tenta di colpire la libertà di impresa. Dura anche la condanna dell'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio, che parla di un gesto intimidatorio gravissimo. La Procura di Palermo ha chiesto 2 anni e 6 mesi per Marcella Cannariato, imprenditrice ed ex moglie del patron di Sicily by Car Dragotto. È accusata di aver assunto a tempo determinato e aver pagato l'alloggio al nipote dell'assessore al turismo Elvira Amata in cambio di un finanziamento di 30.000 euro alla Fondazione Bellisario, di cui all'epoca era rappresentante in Sicilia. Nel procedimento è coinvolta anche la Amata. Per entrambe la decisione è attesa il 20 aprile. Tragedia sfiorata a Santa Maria la Scala, frazione di Acireale. Un masso si è staccato da un costone roccioso della Timpa, distruggendo una tettoia e un'auto. Nessun ferito per fortuna, strada chiusa mentre si attende il sopralluogo della protezione civile. Eva Spampinato. C'è stato un boato abbastanza forte. Dice un boato, non voleva un terremoto veramente. E invece era la pietra che rotolava. Momenti di terrore e panico a Santa Maria la Scala, frazione di Acireale. Ieri pomeriggio un enorme masso si è staccato dal costone roccioso. Il masso si è fermato pochi metri prima della tragedia. Sì, purtroppo questa è la realtà. Si è fermata a pochi metri, diciamo. Un rimbalzo in più e sarebbe finito sulla strada, su quelle auto posteggiate, sul tetto di quella casa. Davvero una tragedia sfiorata. Per fortuna l'enorme masso si è fermato su questo terrazzamento, distruggendo una tettoia e un'auto, ma per fortuna in quel momento non c'era nessuno. Qui un abitante della zona coltiva i suoi agrumi. Rubavo 1, 2, 3 e poi si fermava. Per farvi rendere conto di quanto sia arrivato vicino il masso alle abitazioni, entriamo in una casa, qui siamo nel corridoio di una villetta. Ieri pomeriggio il panico, il masso è proprio lì vicino. Qui le case sono costruite praticamente sotto la riserva naturale, che da sempre è sorvegliata speciale. Per noi è naturale vivere qui, cioè non ci facciamo caso che siamo sotto la Timpa. Succedono queste cose ovviamente. Un po' di paura c'è, sì. Ma proprio questa zona della Timpa non è recintata. In questa parte no, a qualche, credo anche meno di 100 metri ci sono dei cavi che tengono, diciamo, in sicurezza la parete. Il comune di Acireale ha disposto la chiusura al transito del tratto di strada interessato e ha inoltrato una richiesta urgente al Dipartimento regionale della protezione civile per un sopralluogo tecnico che avverrà però solo domani mattina. A Nisemi la frana è stabile, lo ha chiarito il capo della Protezione Civile Nazionale Ciciliano nel corso di un vertice per la messa in sicurezza dell'area. Va avanti così il rientro di tante famiglie sfollate, ma tra zona rossa, tubature danneggiate e un'inchiesta aperta, il clima resta comprensibilmente incerto. Zero Italia. La frana si è fermata, ma Niscemi resta un territorio fragile. Secondo il capo della Protezione Civile Nazionale e commissario straordinario Fabio Ciciliano, le abitazioni oltre 100 metri dal ciglio possono essere considerate sicure. Lo ha ribadito al prefetto nel corso del vertice per la messa in sicurezza. Per molte famiglie evacuate a fine febbraio continua così il lento rientro nelle proprie case. Resta ancora una linea di confine precisa. Sotto i 100 metri rimane zona rossa. Le abitazioni più vicine al fronte della frana saranno demolite secondo un piano in fase di definizione. Il movimento di terra
oltre 5.000 metri cubi scivolati verso la piana di Gela è al momento fermo, ma il versante non è ancora stabilizzato. Per questo il governo ha stanziato 150 milioni di euro, metà per opere di prevenzione idraulica, metà per demolizioni e ricollocazioni. Il nodo principale resta la gestione dell'acqua. Gli interventi punteranno a ridurre l'accumulo nel piede della frana attraverso drenaggi e opere di ingegneria idraulica, ma è proprio l'acqua al centro delle criticità emerse sul territorio. In Via Verdi, uno degli scavi effettuati per l'emergenza ha evidenziato il deterioramento delle condutture idriche, con perdite durante la distribuzione. Una situazione segnalata più volte dai residenti e che ha contribuito a indebolire ulteriormente il terreno. Le piogge delle ultime settimane hanno aggravato il quadro. La condotta è stata riparata lo scorso 22 marzo, ma il monitoraggio resta costante. In città sono attivi circa 40 cantieri. I cittadini chiedono interventi chiari e definitivi per garantire sicurezza e serenità. L'auspicio è che possano essere completati nel più breve tempo possibile, dando priorità alla tutela delle persone. Intanto la Procura di Gela continua a indagare per disastro colposo, tra gli atti anche i progetti di consolidamento mai realizzati dopo la frana del 1997. E ora ci spostiamo a Vaccarizzo, a Catania, dove decine di famiglie sono senza acqua da oltre 2 settimane. In compenso sono piene di spazzatura e invase dai topi. Tonino De Mana. No, non siamo abbandonati, cioè proprio qua non esistiamo proprio. Abbandonati con decine di abitazioni senza acqua, sommersi di spazzatura, di erbacce incolte e con le strade che somigliano sempre più a mulattiere. A Catania, nei rioni di Vaccarizzo, un problema tira l'altro ed esaspera i residenti che non sanno più a chi rivolgersi. Questa signora è senza acqua da oltre 2 settimane. Sigilli che ci hanno messo con bollette pagate e abbiamo anche le prove, quindi non sappiamo più cosa fare veramente, perché su 15 giorni senza acqua ce l'hanno lasciato un giorno. Cosa si fa in un giorno? Nulla. Rubinetti a secco e spazzatura che trabocca su strade, piazzole o quel che rimane, visto che per raccogliere l'immondizia vengono spesso utilizzati mezzi meccanici che danneggiano tutto. Proliferano insetti di ogni tipo e banchettano, si fa per dire, anche giganteschi topi. Grazie a questa spazzatura abbiamo topi che sono giganteschi, non sono topi normali. Non distante da Via della Menta manca di tutto. Da queste parti è problematico persino prendere un autobus. Quando prendiamo l'autobus, questa è la fermata in teoria. In pratica, al momento di scendere dall'autobus, gli autisti tirano dritto, soprattutto se sono autisti nuovi. Anche perché manca una pensilina. Esatto, non abbiamo pensiline, siamo letteralmente ad aspettare l'autobus sul ciglio della strada, che è anche una strada molto ristretta. Non se la passa meglio chi viaggia in auto, questo è uno dei pericoli per immettersi sulla strada principale. Non puliscono i canali, quindi non tagliano l'erba, spesso e volentieri nelle traverse della pianura, essendo che non c'è visuale, succedono degli incidenti, quindi si consiglierebbe anche di mettere uno specchio parabolico. I residenti lamentano la lontananza delle istituzioni, in primis del comune di Catania. Ancora a Catania, Sigilli ha una discarica abusiva a ridosso di Viale Tirreno. Ve l'avevamo mostrata in un recente servizio denuncia. Ebbene, l'area ricoperta di scarti edili, mobili, mattoni, sanitari in disuso, plastica, carte, documenti, tutto quello che vedete, è stata sequestrata dalla Polizia Municipale. Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili di questo scempio ed è stata pure ricollocata la sbarra metallica per evitare ulteriori accumuli, eccola qua, di rifiuti. Attualità politica. A Palermo si torna a parlare di rimpasto alla regione. Nei prossimi giorni Schifani potrebbe nominare 2 nuovi assessori per coprire le caselle attualmente vuote, ma per la rotazione delle deleghe bisognerà aspettare ancora almeno fino alla fine di aprile. Maglio Viola. Non un vero e proprio rimpasto, ma un intervento sulla giunta regionale di governo in 2 tempi. Prima la nomina di 2 assessori per coprire le caselle vacanti, quelle che furono della DC, poi la sostituzione di altre pedine a fine aprile, oppure dopo le amministrative. Passato il referendum, dunque la DC spera di tornare in sella, almeno con un assessore. Per la verità il presidente Schifani ci ha informato che da qui a breve dovrà definire ovviamente questa problematica, quindi riteniamo che nel giro di qualche settimana si possa definire. I nomi sono proprio quello di Messina e poi quello di Ignazio Abbate. L'altra casella andrebbe invece al Movimento per l'Autonomia. Non sarà Antonio Scavone però, perché MPA dovrà indicare una donna. 2 i nomi in pista, Valeria Caci e Vera Greco. Caci, attuale assessore ai servizi sociali a Gela, sarebbe la più quotata. Greco invece, ex sovrintendente ai beni culturali, sarebbe il piano B. Per il resto se ne riparlerà a fine aprile, dopo che sarà chiara la posizione dell'assessore Elvira Amata di Fratelli d'Italia, oppure dopo
dopo le elezioni amministrative di maggio. Arte, nella Valle dei Templi, la grande pittura del Novecento con la mostra dedicata a Fausto Pirandello, un'esposizione che è anche un ritorno a casa. Davide Sardo. C'è un filo invisibile fatto di luce e memoria che riannoda la Valle dei Templi alla grande pittura del Novecento. A Villa Aurea inaugura Fausto Pirandello, la magia del quotidiano. Non è solo una mostra, è un ritorno a casa. In molti dei suoi dipinti Fausto fa riferimento alla Sicilia, ai paesaggi siciliani, ai colori della Sicilia. Non soltanto per tutte le estati che aveva trascorso qui da bambino con la famiglia, ma anche proprio per una sua scelta stilistica. Dopo il successo all'Accademia di San Luca di Roma, le opere arrivano ad Agrigento tra i colori e le atmosfere che hanno ispirato l'artista. Abbiamo voluto documentare tutto il suo itinerario artistico dai primi anni 20, quando lavora ad Anticoli Corrado vicino Roma, poi il periodo degli anni 30, che è quello forse tuttora più conosciuto, e poi la maturità. In mostra circa 30 dipinti e un nucleo prezioso di pastelli, tecnica amata da Pirandello nel secondo dopoguerra. Un viaggio tra arte e identità nel cuore della valle. Sul tema Pirandello il parco sta facendo molto, sia per il Pirandello Fausto, e la mostra ne è una testimonianza, ma soprattutto per Luigi. Sono una serie di iniziative che dallo scorso anno ci siamo dati e che porteranno a fare riemergere uno dei più grandi letterati. Un appuntamento che celebra il legame profondo tra Pirandello e la sua terra. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con l'attesa a Catania dell'esordio sulla panchina rossa-azzurra di William Viali. State con noi, vi aspetto. Catania in campo questa sera per il posticipo che la vedrà opposta a un Casarano in forma. È l'esordio in panchina di Viali, ma i rossazzurri hanno come obiettivo quello di una vittoria per dare continuità al successo di Altamura. Francesco Triolo. È una partita attesa, ma soprattutto è la prima partita di William Viali sulla panchina del Catania. Al Massimino il posticipo contro il Casarano di questa sera dà il via al nuovo corso dei rossazzurri. Nuove idee e subito una sfida pesante, difendere il secondo posto e rilanciare la corsa ai playoff. I rossazzurri arrivano da una vittoria importante davanti al proprio pubblico, vogliono dare continuità dopo l'esonero di Toscano, che oggi con una lettera aperta ha salutato il pubblico catanese, ringraziando i giocatori per quanto fatto e dimostrato sino all'ultima partita di Altamura. Hanno dimostrato di credere in me quanto io credevo in loro, ha scritto l'ex allenatore rossazzurro. Adesso c'è attesa invece per le scelte del nuovo tecnico. Una è stata fatta con il rientro di Cicerelli in lista e l'uscita di conseguenza di Ponzi. Dal punto di vista tattico stasera Viali potrebbe ripartire al 4-2-3-1 con Caturano riferimento offensivo e qualità sulla tre quarti, possibili novità proprio in attacco dove si cerca più incisività sotto porta. Vorrei vedere una squadra che ricerca le richieste che sono state decise per questa partita, ma nello stesso tempo che sia libera di esaltare le qualità del singolo. E non posso pretendere che si cambierà completamente modo di essere dopo 5 allenamenti, perché sono veramente pochi. Attenzione alta sul Casarano, squadra da non sottovalutare, con un ex come Chirico che ha dimostrato di essere letale in determinate occasioni. I pugliesi poi sono in fiducia, reduci dal successo contro il Cosenza e ancora in corsa per un posto nei playoff. Curiosità e aspettative alte quindi, perché per il Catania è molto più di una partita dell'inizio di una nuova fase della stagione. Stasera al Massimino si capirà subito se la svolta è davvero iniziata. Dopo la vittoria sul Padova, il Palermo si gode alcuni giorni di riposo approfittando della sosta del campionato per gli impegni delle nazionali rosanero che credono ancora alla promozione diretta. Marco Bullà.
e adesso sosta. Il Palermo, dopo la vittoria conquistata sul campo del Padova, va a riposo per qualche giorno, approfittando della pausa in campionato per gli impegni delle nazionali. Mancano 6 partite alla fine del campionato di B e sebbene la promozione diretta resti un obiettivo difficile, con Monza e Frosinone distanti ancora 4 lunghezze, il cammino di Pippo Inzaghi resta di altissimo profilo. Con oltre 60 punti conquistati, il tecnico ha fatto meglio di storiche cavalcate come quella di Guidolin nel 2003-2004. Un Palermo che alla ripresa del torneo affronterà l'Avellino al Barbera nel giorno di Pasqua. Dobbiamo guardare noi stessi partita dopo partita e poi vediamo cosa fanno le altre. Noi è vietato sbagliare, quindi ripeto, siamo tutti molto soddisfatti perché era una partita difficile per come si era messa e siamo molto contenti e orgogliosi. Sono 3 i calciatori del Palermo convocati dalle rispettive nazionali in vista degli impegni internazionali in programma nei prossimi giorni. Si tratta di Beresischi, Joronen e poi Ampalo. Una vetrina internazionale importante per i 3 rosanero chiamati a rappresentare i propri paesi in un momento chiave della stagione. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.